Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi un'edizione con la quale vi terremo compagnia fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sui temi di giornata. E cominciamo subito con la cronaca dalla provincia di Treviso, perché ieri sera c'è stata una rapina consumata ai danni di un uomo che poi è riuscito ad identificare e a far arrestare l'aggressore. Ma ci aggiorna in diretta con tutti i dettagli da Breda di Piave Edi Caliman. A te Edi, buona giornata. Marta, buongiorno a te e ai telespettatori. Mezzogiorno in punto, spero che mi sentano con le campane che stanno suonando. In ogni caso noi ci troviamo a Saletto di Breda di Piave, dove ieri sera, come avevi già anticipato tu, in via del Passo, che è una via giusto fuori dal centro del paese che va verso il Piave, dove c'è un grosso parcheggio e dove è punto di ritrovo di tantissime persone che scendono per andare a prendere il sole sulle rive del Piave. Non so se la regia sta già facendo vedere qualche immagine del posto, un posto abbastanza desolato, non passa quasi nessuno, c'è qualche casa sparsa qua e là. Quando ieri erano circa le 20:30, 20:20 di ieri sera, un signore di 59 anni originario di San Stino di Piave è stato prima avvicinato intimando di dare dei soldi a questo signore 43enne che ci hanno descritto come un signore di corporatura robusta, pantaloni arancioni, maglietta bianca, che si aggirava per il parcheggio da almeno 2 giorni con fare aria sospetta, e questo signore alle sue resistenze ha messo le mani al collo al 59enne che stava risalendo nella propria auto, rubandogli il portafoglio e scappando. Il signore poi, avvertito i carabinieri, si è fermato in questa piazza dove ci troviamo noi adesso a Saletto, vicino al bar H18 che Nicoletta Rizzetto sta inquadrando, quando ha notato proprio il suo aggressore e rapinatore bersi tranquillamente un caffè, mangiarsi dei cicchettini proprio in questo bar. E siamo arrivati qui, ci ha accompagnato anche il sindaco Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave, perché ci diceva che comunque l'area è videosorvegliata, quella del parcheggio, e quindi è possibile che ci sia anche la possibilità di individuarlo. L'uomo però è stato già arrestato in flagranza ieri sera, perché proprio il signore in questione, questo 43enne, è stato visto dal signore rapinato e arrestato in flagranza dai carabinieri, che sono entrati al bar, l'hanno prelevato e l'hanno portato in carcere. Si trova adesso nel carcere di Santa Bona in attesa del convalida dell'arresto dell'autorità giudiziaria. Sindaco, è necessario comunque un presidio anche per capire com'è avvenuta la dinamica di questa rapina, con colluttazioni, insomma, delle mani al collo fanno sempre paura. Ha messo per questo delle telecamere su quel parcheggio che non ha illuminazione ed è comunque molto frequentato. Buongiorno intanto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, allora cambiamo tema. Sfortunatamente in questo caso qua, ma l'area è sempre quella che è stata oggetto poi di riflessioni per quello che riguarda la problematica Piave negli scorsi mesi. Allora intanto mi fa piacere che questa vicenda in qualche modo abbia trovato già un suo riscontro con un pronto intervento delle forze dell'ordine. Questo a significare che loro ci sono sul territorio, lo dico a favore di tutti i cittadini che a volte magari hanno anche pensieri diversi, e quindi dopo mi auguro che questa persona, insomma, la giustizia segua il suo corso. Ecco. Sì, è un'area su cui noi l'anno scorso abbiamo installato una videocamera, principalmente perché lì abbiamo un grande problema di abbandono di rifiuti, ma dopo è chiaramente un impianto che torna utile anche per questo tipo di situazioni. Certo, è un'area che a parte la videocamera, è un'area molto frequentata ma anche lasciata lì al suo destino, e quindi qua per me è importante rilanciare agli enti competenti, perché ricordo che quell'area lì è un'area di proprietà regionale in gestione al genio civile. È importante che facciamo finalmente sinergia, e quello che io dico, quest'area qua va sorvegliata, va presidiata, i sistemi ci sono, e questa è l'ennesima riprova che bisogna che interveniamo, e fortunatamente la videocamera in questo caso qua servirà agli inquirenti
però diciamo come ulteriore prova di quello che è avvenuto, perché la persona è già stata fermata. In altri casi magari non avrebbe aiutato, quindi in questo caso mi fa piacere che le cose siano andate bene, che il nostro impianto possa funzionare. Ecco. Grazie Sindaco. Intanto Marta, ai telespettatori raccontiamo che la proprietaria del bar in questione, l'H18, ha aperto da solo un anno questo bar dopo che era rimasto chiuso per 12 anni, e subito si è insospettita quando ha visto entrare questo signore che parlava con l'accento dell'est, e però ovviamente comportandosi bene, non dando nessun sospetto, ovviamente l'ha servito, lui era da solo, tranquillo, e si è trovata intorno alle 9:15 di sera con i carabinieri che sono entrati, hanno prelevato l'uomo. C'è stato anche qualche diverbio con le forze dell'ordine fuori dal bar, poi è stato prelevato e portato via. Chiaramente lo sconcerto che ha provocato questo anche per i clienti che c'erano lì, e in un orario in cui il bar stava chiudendo. Marta, insomma, questo è quanto da Breda di Piave. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Edi, buon lavoro, e noi restiamo nel Trevigiano perché un altro fenomeno che sta impensierendo non poco in queste ultime settimane è quello delle truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, ma non solo. Ieri una truffa all'interno del parcheggio del centro commerciale La Castellana di Paese è stata sventata. I carabinieri hanno arrestato un 53enne pregiudicato che stava inscenando un tamponamento. Ci racconta tutto Christian Arboit. Torniamo a parlare di truffe, questa volta della truffa del falso tamponamento. Questa volta c'è persino un arresto, l'arresto di un 53enne pregiudicato di Castelfranco, arrestato nel pomeriggio di ieri nel parcheggio del centro commerciale La Castellana a Paese. Siamo alle porte di Treviso. Stava inscenando una truffa quando è stato colto in flagrante dai carabinieri. È tardo pomeriggio, una signora di 59 anni che ha appena fatto la spesa sta facendo manovra a bordo della sua vettura quando appunto viene avvicinata da quest'uomo che inscena per l'appunto un falso tamponamento. Ma in quel momento, proprio in quel momento, nel momento in cui l'uomo, il truffatore, sta discutendo con la vittima, una 59enne del posto per l'appunto, arrivano i carabinieri. La donna aveva appena consegnato all'uomo, al truffatore, 60 euro. Proprio in quel frangente sono intervenuti i carabinieri che hanno così tratto in arresto l'uomo. Non si tratta di una cosa comune perché solitamente questo genere di truffe non viene mai sventato proprio per le modalità operative che vengono utilizzate. Quindi è un arresto per certi versi che può fare scuola e che ci dice anche che il territorio è monitorato. Proprio nel pomeriggio di ieri erano in corso dei servizi specifici da parte dell'Arma dei Carabinieri contro i reati predatori. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è il generale Claudio D'Angelo, che è spesso nostro ospite, che è rappresentante dell'Associazione Nazionale di Controllo di Vicinato, associazione che non si occupa soltanto di prevenzione dei furti ma anche di prevenzione delle truffe ormai generale, che assumono varie e svariate forme. Ormai un numero infinito di modalità, limitato solo dalla fantasia dei ladri. Il problema grosso delle truffe è che nella quasi totalità dei casi la vittima, un po' per vergogna, un po' perché spesso il danno non è gravissimo, individuale, non denuncia. Quindi è un fenomeno che spesso sfugge all'attenzione generale come rilevazione statistica, non c'è la percezione, ma sono veramente, veramente tante. Poi truffe che possono anche sfociare nell'estorsione, nel furto, perché in questo caso se la persona ha anche fatto minacce nei confronti della signora, probabilmente siamo sfociati quasi nell'estorsione. Le truffe si basano sulle nostre paure, sulle nostre debolezze. Il truffatore cerca di capire, cerca al volo di insinuarsi nelle nostre paure, di forzare il nostro comportamento per ottenere soldi. Il finto tamponamento, lo specchietto retrovisore,
il figlio arrestato che quindi ha bisogno di soldi per l'avvocato, tutti modi, modalità di metterci in agitazione, di farci abbassare le difese e di quindi convincerci a dargli del denaro per risolvere un problema che in realtà non esiste, ovviamente. Quindi reati che si insinuano, potremmo dire generale, tra le emozioni dei singoli soggetti. Tra l'altro, a dimostrazione di quello che ci diceva il generale, ieri questo soggetto, questo 53enne pregiudicato di Castelfranco, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di un cacciavite sospetto e di un attrezzo professionale per la rimozione dei rivestimenti delle portiere dalle auto, quindi un kit che racconta appunto molto di questo soggetto, perché, mi perdoni l'espressione generale, un reato tira sempre l'altro, no? La truffa, il furto, ormai il confine è sempre più labile. Ma infatti, ma è per questo che è importantissimo denunciare sempre, perché altrimenti questi fenomeni escono dai radar delle forze dell'ordine e delle istituzioni e rischiano di non ricevere la necessaria attenzione. Il cittadino, quando subisce questi reati, deve fare denuncia. Non gli riporterà lui i soldi, ma almeno aiuta a far emergere la realtà della situazione e attira l'attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Un fenomeno quindi quello delle truffe più che ancora quello dei furti, che resta sommerso. Da qui l'esigenza di denunciare e segnalare sempre agli organi competenti. Grazie Generale D'Angelo. Ecco, a proposito di truffe agli anziani, nuove segnalazioni ci arrivano in queste ore anche da Jesolo, dove i truffatori, per fortuna messi in fuga dai residenti, si sono presentati davanti al cancello di alcune abitazioni vestiti da agenti di polizia. Due anche avevano delle finte divise dei vigili del fuoco e con la solita scusa della fuga di gas cercavano di entrare nelle case. Quindi massima attenzione, perché purtroppo questi episodi continuano a ripetersi nel nostro territorio. Altro fenomeno che sta preoccupando in particolare la città di Venezia è quello dei borseggi e è proprio di queste ore il dato diffuso dalla polizia locale. Da inizio anno sono state prese ben 130 ladre, eppure nessuna è andata in carcere. Su questi dati sicuramente poco confortanti ci aggiorna Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. È proprio come hai detto il bilancio della Polizia Locale di Venezia, che è stato diffuso appunto in questi giorni, 130 ladre prese da inizio anno, ma nessuna è in carcere. Potete immaginare anche lo stesso sconforto delle forze dell'ordine, in questo caso della Polizia Locale, che si impegna, che comunque sul territorio c'è e viene presidiato, ma poi una volta prese queste persone vengono lasciate libere. Uno dei casi più eclatanti, di cui abbiamo parlato moltissimo soprattutto nelle ultime settimane, è quello della famosa borseggiatrice Shakira. Qui insieme a noi c'è Monica Poli dei Veneziani Non Distratti, che questa volta, se fosse possibile, Monica, lei è ancora più arrabbiata del solito. Addirittura io poco fa l'ho sentita più arrabbiata di quando insegue i borseggiatori e le borseggiatrici. Sì, perché siamo proprio arrivati al culmine, anche per l'episodio che è successo 2 giorni fa, ok, delle borseggiatrici che inseguono due turiste. Addirittura queste si rifugiano in un bed and breakfast, non si è capito bene. Queste tentano ancora di borseggiarle e poi inveiscono con sputi. Ma cosa sta succedendo? Ma ci chiediamo, ma cosa sta succedendo? C'è un decreto borseggiatrici che non si capisce il perché, se viene applicato o non viene applicato. Cioè, qui sta succedendo il caos. Noi non sappiamo più tra quanti appelli abbiamo fatto. Allora,
Bisogna, come abbiamo sempre detto, ritornare alla procedibilità d'ufficio. Se il problema sono le carceri piene, a noi cittadini non ci interessa. Ecco, perché tutto questo, diciamolo una volta per tutte, la depenalizzazione dei reati è andata a colpire lo Stato di diritto dei cittadini. È andato a toccare i principi costituzionali. Noi paghiamo le tasse e noi pretendiamo la sicurezza. Primo, questa riforma è stata fatta talmente contorta, è stata fatta da giuristi, ok, letta da tutti e votata da tutti. E adesso c'è chi sta correndo ai ripari. Ma cosa sta succedendo? Monica, un messaggio a questo punto lo mandiamo nuovamente al ministro Nordio. Certo, il ministro Nordio deve intervenire perché tutto quello che sta succedendo, se no leviamo via dal codice di procedura penale tutti i reati di furto, viviamo nell'illegalità come quello che sta succedendo nelle nostre città. Perché non è solo Venezia, ma quello che sta succedendo in tutte le città è grave, è grave. Noi abbiamo le forze dell'ordine che sono all'opera tutti i giorni. Li prendono e poi se li vedono tranquillamente fuori il giorno dopo. Noi pretendiamo la sicurezza, noi paghiamo le tasse, noi paghiamo gli stipendi a tutti quelli che sono a Roma, a tutti. Cioè è ora di finirla, che si voti innanzitutto che il nuovo decreto contro furti e borseggi che sia immediatamente votato. Perché qui non ne possiamo. Ma cosa deve succedere? Una tragedia? Io non lo so. Noi siamo stufi. Noi viviamo nella legalità. Questi vivono nell'illegalità e sono più tutelati di noi. È ora di finirla. E poi, se incinta, i minori, i bambini che fine fanno? Qui è ora di finirla, perché l'Italia è la barzelletta d'Europa. Almeno negli altri stati le leggi ci sono. Qui avete depenalizzato per cosa? Per i fondi del PNR? Perché i tribunali erano intasati, perché le carceri erano piene. Ma a discapito di chi? Dei cittadini? Ma stiamo scherzando? Basta, è ora di finirla. Avete sentito, non c'è altro da aggiungere. Grazie a Monica Poli, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, a Venezia con la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. Noi ora ci spostiamo a Padova perché quella di oggi è stata davvero una mattinata di caos lungo l'autostrada A4. Un autotreno carico di mais si è ribaltato a Padova Ovest causando enormi disagi alla viabilità. Vediamo. Traffico paralizzato da questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano a causa del ribaltamento di un autotreno carico di mais. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:45 all'altezza Limenella Padova Ovest, al chilometro 354. Il mezzo pesante, finito su un fianco, ha occupato tutte e tre le corsie, riversando parte del carico sulla carreggiata. Fortunatamente l'autista è rimasto illeso. Le operazioni di rimozione del mezzo si sono concluse grazie all'intervento dei vigili del fuoco dalla centrale di Padova. È invece ancora in corso il recupero del mais disperso. Per questo è aperta al traffico solo la carreggiata di emergenza, causando notevoli disagi al traffico. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A proposito di incidenti, sono stati attimi di grande paura questa mattina a Treppo Grande, siamo in provincia di Udine, dove uno scuolabus che trasportava 26 bambini e 3 adulti si è ribaltato dopo lo scontro con un'auto. Vediamo le immagini che ci arrivano dalla nostra redazione di Udine. 5 le persone che sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, 2 alunni, una
una bambina con trauma toracico ed un bambino con un braccio rotto, frattura per una delle accompagnatrici e ricovero in ospedale per entrambi gli autisti del mezzo. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8 tra Buia e Treppogrande. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco e la protezione civile. Fondamentale l'intervento della seconda accompagnatrice dei bambini che ha aiutato i piccoli a uscire dal mezzo. E nelle prime ore di questa mattina si è verificato un altro incidente stradale. Siamo in provincia di Treviso, lungo la statale 13 Pontebana, all'altezza dell'incrocio con via Cesare Battisti a Villorba. Coinvolte due vetture, state vedendo le immagini, una condotta da un trentenne residente a Trevignano, un'altra da un 34enne della provincia di Treviso. Ad avere la peggio è stato il conducente della prima vettura, che è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso di Treviso. Le sue condizioni fortunatamente non destano particolari preoccupazioni. L'auto, come vedete, una delle due auto è finita fuori strada nel giardino di un'abitazione. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri, con ovviamente anche dei disagi alla circolazione stradale lungo la Pontebana. Ancora un caso di maltrattamento nei confronti di una donna a Due Carrare in provincia di Padova. Un 48enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti alla moglie. Decisiva la denuncia della donna dopo l'ennesima aggressione. Picchiava la moglie da anni davanti ai figli minori. Per questo un uomo di 48 anni residente a Due Carrare è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A far scattare l'intervento domenica notte è stata la denuncia presentata dalla donna al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, dove si era recata con i figli dopo l'ennesima aggressione: schiaffi, pugni e una bottiglia lanciata alla nuca. La vittima ha raccontato ai militari che le violenze fisiche e le umiliazioni andavano avanti da 5-6 anni, spesso legate all'abuso di alcol da parte del marito. I carabinieri di Albignasego, una volta raccolta la denuncia, hanno raggiunto l'abitazione, hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo e portato in carcere. Il giudice ha convalidato l'arresto imponendo l'allontanamento da casa, il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Fissa un incontro sul web, ma viene aggredito e rapinato. I carabinieri di Schio denunciano 2 persone e recuperano la refurtiva. Schio, mancano pochi minuti alle 2 di notte quando nel parcheggio vicino al piazzale di Visione Acqui si consuma una rapina. La vittima è un 40enne, viene lanciato l'allarme e sul posto si precipitano i carabinieri. Dai primi accertamenti, a quanto pare la vittima precedentemente, attraverso una piattaforma di messaggistica online, avrebbe concordato un incontro con un giovane di Schio. Giunto sul posto, sarebbe stato raggiunto dal ragazzo e subito dopo da un altro giovane, in parte travisato con un cappuccio, che lo avrebbe aggredito improvvisamente portandogli via il cellulare e il portafogli. Poi i due si sarebbero dileguati a piedi per il centro storico. Sul posto sono state fatte convergere varie pattuglie per le ricerche. Dopo circa un'ora i carabinieri di Arsiero localizzano i 2 sospettati che senza documenti forniscono ai militari false identità. Le perquisizioni consentono però di ritrovare subito la refurtiva, il portafogli e il telefono cellulare abbandonato in via Romana Rompato. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove ha avuto una prognosi di 5 giorni. I 2 giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di rapina aggravata, lesioni personali e falsa attestazione sull'identità personale. Ancora da Padova scattano Daspo e fogli di via per un'aggressione avvenuta allo Sherwood Festival. Perquisiti 3 giovani. Lo hanno aggredito e poi lasciato a terra privo di sensi. Ora per i responsabili scattano le conseguenze. Sono infatti iniziate questa mattina le perquisizioni della Digos nell'abitazione di 3 giovani legati al circuito antagonista locale che nella notte del 13 luglio hanno preso a botte un giovane allo Sherwood di Padova. La vittima, dopo una discussione all'interno del festival, è stata accompagnata all'esterno da 4 individui con pettorine gialle che di fatto agivano come addetti alla sicurezza. Una volta fuori, uno di loro gli avrebbe sferrato un pugno al volto facendolo
lo svenire a cadere a terra. Nessuno degli aggressori si è fermato a soccorrerlo. Il personale medico intervenuto ha riscontrato un trauma cranico, fratture al volto e contusioni gravi. Oltre 40 i giorni di prognosi e ricovero immediato. Le indagini delle forze dell'ordine hanno ricostruito la dinamica grazie a testimonianze e video, permettendo di individuare 3 dei 4 presunti responsabili, già noti per la loro vicinanza a circuiti antagonisti e per la partecipazione a manifestazioni. Il questore Marco Dorisio ha firmato le misure di prevenzione personali. Per uno dei 3 è scattato il Daspo Willy di 3 anni dall'area dello Sherwood e un avviso orale. Per gli altri un foglio di via obbligatorio e un Daspo Willy esteso a tutti i locali della provincia, con proposta di obbligo di firma per chi ha precedenti per reati violenti. Un'altra tragedia in montagna dopo quella che l'altro giorno ha strappato alla vita il noto alpinista Franco Gaspari di Cortina. Ieri è toccato ad un escursionista di nazionalità tedesca. L'uomo è precipitato dal sentiero del Troi delle Calade nel gruppo di Bosco Nero in Val di Zoldo. A dare l'allarme uno dei compagni che si trovava con lui. L'elicottero del suo M118 si è portato in quota ed è riuscito ad individuare il corpo esanime dell'alpinista caduto per un'ottantina di metri in un canale e rotolato per altri 20 finendo addosso ad un albero. La salma è stata imbarellata e trasportata in piazzola prima di essere consegnata al carro funebre a Pontesel. Anche i carabinieri per i rilievi di rito. Aveva sfondato la vetrata dell'ufficio postale della Guizza a Padova lo scorso novembre, ora è stato condannato. 4 anni e 6 mesi di pena e 2.000 euro di multa. Questa la sentenza del giudice Laura Alcamo ad Alberto Gazzabin, 55enne padovano, già noto alle forze dell'ordine, per la rapina alle poste di Piazzale Cuoco alla Guizza il 15 novembre dello scorso anno. Una rapina in cui era stata usata un'auto come ariete per sfondare in retromarcia la vetrata dell'ufficio postale. Dopo lo schianto, il rapinatore era entrato nell'ufficio puntando la cassaforte ma non riuscendo ad aprirla. Si era dovuto accontentare quindi di 250 euro di un cassetto e il portafoglio di una dipendente. Il personale, impaurito, si era rifugiato in un ufficio e aveva chiamato la polizia. Intanto il rapinatore era fuggito a bordo di una moto di grossa cilindrata. Sono stati contestati all'uomo anche i reati di ricettazione della moto rubata per il colpo e il furto di un'auto Fiat Uno che era in sosta in via Testi sempre quel giorno. L'imputato ha risarcito un ex agente della municipale con 2.000 euro, era il proprietario dell'auto rubata. Inoltre deve rifondere a Poste Italiane 50.000 euro per i danni strutturali. Sasso contro il pulmino dei bimbi disabili, vetro in frantumi, dopo la paura scatta la denuncia nei confronti del possibile vandalo. Gli stessi bambini che erano a bordo hanno riferito di un uomo in bicicletta. Attivata la catena di solidarietà per recuperare il denaro accaduto nel Trevigiano. Sentiamo. Dentro nel furgone c'erano 6 bambini e hanno preso tanto spavento. Poi guardando abbiamo visto che c'era l'impronta di un qualcosa che aveva colpito il vetro. Guardando per terra abbiamo trovato un sasso grosso che presumiamo potesse essere il sasso che è andato contro il vetro. È un terribile sospetto quello di Mara Girardi, presidente di Fattibilimo, associazione che si occupa di inclusione bimbi fragili, ma anche autista del pulmino, che martedì poco prima delle 12:30 si trovava in via Favretti davanti alle scuole verdi a Mogliano Veneto per effettuare uno dei tanti servizi. Pochi attimi e il vetro va in frantumi, i piccoli passeggeri, alcuni con disabilità, ne escono fortunatamente indenni ma terrorizzati. Quel sasso non sembra finito lì per caso, anche perché il mezzo era fermo in sosta. I bambini mi hanno detto che c'era una persona, poi per individuare l'età abbiamo detto più nonno o più papà, una via di mezzo, che è passato in bicicletta e in quel momento lì hanno sentito il botto. Quindi
presumiamo potesse essere stata quella persona, perché poi intorno non c'era nessun altro. Nelle scorse ore in caserma a Mogliano è stata formalizzata una denuncia contro ignoti, mentre nel frattempo si passano al setaccio le immagini della videosorveglianza. Alcuni privati già si stanno muovendo dopo aver sentito la storia. Via social dall'associazione è partita anche una richiesta di aiuto per riparare il danno, immediata la risposta e la catena di solidarietà. L'associazione, nata 5 anni fa, ha la sua sede principale a Borgobianchi ed è un punto di riferimento per decine di famiglie. Resta una domanda inquietante dopo la grande paura: perché arrivare a tanto? Girardi, rivolgendosi al possibile autore, fa un distinguo che prende le mosse dalla sua storia e dalla sua sensibilità. Se ci sono dei problemi, siamo qui pronti per dare una mano alle famiglie. Se la persona ha dei problemi, se non avesse problemi, sa che ci sono delle conseguenze a un fatto del genere, quindi noi siamo sempre disponibili a dare aiuto, sempre. Il delitto di Margherita Ceschin a Conegliano nel 2023, la 72enne fu uccisa in casa. Esce formalmente dal processo l'ex marito Enzo Lorenzon, morto un mese fa, ma la sua verità è contenuta in una lettera depositata agli atti dove chiede scusa alle figlie e dice che non voleva uccidere la moglie. Chiedo scusa alle mie figlie e ai miei nipoti che sono rimasti senza mamma e senza nonna, e a tutte le persone che volevano bene a Margherita per una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. A scriverlo Enzo Lorenzon in una lettera datata 13 luglio 2025, poche settimane prima di morire per un malore a 81 anni. L'epistola, consegnata direttamente nelle mani del legale Fabio Crea, è stata acquisita agli atti, nonostante l'uomo, considerato il mandante dell'assassinio della moglie il 23 giugno 2023 a Conegliano, sia uscito formalmente dal processo. In mattinata è stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Vista il sopraggiunto decesso dell'imputato Lorenzon, il pubblico ministero ha chiesto che venisse pronunciata una sentenza di non doversi procedere perché il reato si estingue. Ho chiesto di rimanere all'interno del processo per una pronuncia assolutoria nel merito, soprattutto per veicolare all'interno del processo quello che era un suo manoscritto, redatto ovviamente prima della morte, cosa che comunque è stata fatta, quindi un obiettivo comunque è stato raggiunto. La verità di Lorenzon è su 5 fogli scritti a mano. L'uomo ammette i rapporti negativi con l'ex moglie, poi parla di quell'assegno mensile di mantenimento da 10.000 euro diventato insostenibile, tanto da far scattare una sorta di piano con l'anziano che si sfoga con il dominicano Sergio Lorenzo, cugino della sua giovane convivente. Parlano di come convincere Margherita Ceschin a rivedere le sue richieste economiche, di impaurirla fortemente, ma mai di ucciderla. Poi Lorenzon torna anche sui momenti successivi al fatto di sangue, ripercorre l'incontro con Sergio Lorenzo descrivendolo sconvolto. Allo stesso tempo l'81enne dice di non sapere l'identità di chi realmente si è introdotto nell'appartamento divenuto teatro del dramma. Di fatto la lettera consegnata a Fabio Crea è anche un assist per la difesa dello stesso Sergio Lorenzo e di Matteo Garcia, accusati a loro volta dell'omicidio. Non ad uccidere, non voleva nessuno la morte di Margherita Ceschin, non la voleva Lorenzon, non la voleva Sergio Lorenzo e nessuno degli altri, ma ho mandato a spaventare la signora per cercare di risolvere, diciamo, seppur in maniera non specchiata, le vicissitudini economiche della coppia. Nel pomeriggio Matteo Garcia, considerato uno degli esecutori materiali, ha dato la sua versione in aula dicendo di essere stato contattato dal fratello di Sergio, ovvero Joel Lorenzo, che quest'ultimo gli aveva promesso 10.000 euro per minacciare Margherita. Quel maledetto 23 giugno in casa con la donna c'erano proprio loro, Garcia e Joel. Sergio aspettava fuori. Garcia ha fatto intendere però che non sarebbe stato lui a occuparsi della donna, ma Joel, l'unico della coppia a conoscere un po' di italiano. Si torna in aula per ascoltare Sergio Lorenzo il 25 settembre. Intanto restano le ultime parole di Lorenzon: tutto è finito malamente in un modo che nessuno di noi voleva. Filippo Turetta aggredito in carcere ad agosto da un detenuto, Gino Cecchettin, ha condannato l'episodio di violenza nei confronti dell'assassino di sua figlia. Sentiamo.
Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito. Perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però ecco, sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Per Gino Cecchettin l'aggressione in carcere a Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, dimostra ancora una volta come sia ancora lunga la strada verso la non violenza anche in contesti più difficili come le carceri. Il papà di Giulia condanna quanto accaduto lo scorso agosto nel carcere di Montorio, dove un detenuto ha preso a pugni il 22enne di Torreglia, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Vigonovo. Un 55enne in carcere per omicidio e tentato omicidio ha sferrato un pugno in faccia a Filippo Turetta mentre stavano entrambi percorrendo un corridoio della quarta sezione del carcere veronese. Subito dopo il gesto, l'aggressore è stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni. Avrebbe colpito Turetta senza alcun motivo, anche se sembra che nei giorni precedenti l'aggressione avesse espresso disappunto per la presenza del 22enne nella sua stessa sezione. Il garante dei detenuti di Verona, Carlo Vinco, subito dopo la violenza ha incontrato Turetta per sincerarsi delle sue condizioni. Il giovane non ha riportato ferite gravi. Il garante ha anche parlato con l'aggressore che si sarebbe scusato per il gesto. Purtroppo episodi di violenza tra detenuti avvengono di frequente, ha spiegato il garante, e anche il SAPE, sindacato di polizia penitenziaria, parla di ordine del giorno in carceri sovraffollate come quello di Montorio. Sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse. Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin infierendo con 75 coltellate gettando il corpo della giovane in un dirupo vicino al lago di Barcis a Pordenone, da qualche tempo è stato trasferito nella quarta sezione del carcere di Montorio, quelle dove ci sono i reclusi comuni. Prima era nella terza, dove invece ci sono i detenuti sorvegliati, ma sarebbe stato spostato proprio perché sovraffollato, e per questo motivo anche i suoi avvocati avevano scritto alla direzione del carcere. Tragedia in Puglia, Marina di Andrano, in provincia di Lecce. Giuseppe Marti, impiegato di 61 anni, residente a Borso del Grappa, in vacanza in Salento con la moglie, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in acqua. L'uomo si era tuffato in mare per fare il bagno e non ha più fatto ritorno. A dare l'allarme è stata la moglie. Subito sono scattate le ricerche. Dopo circa un'ora il corpo senza vita del 61enne è stato rinvenuto. Inutili tentativi di rianimazione. L'esame esterno del corpo non ha evidenziato segni di violenza, confermando l'ipotesi del malore improvviso. L'autorità giudiziaria non ha ritenuto necessari ulteriori approfondimenti. Prima della pensione Giuseppe Marti aveva prestato servizio nell'aeronautica militare. Per tanti anni aveva lavorato all'aeroporto militare San Giuseppe a Treviso e alla base militare del 51esimo stormo di Istrana. Bassano del Grappa, ora dove ieri il sindaco Nicola Finco è stato sentito in procura a Vicenza per il crollo alla Pascoli. Il sindaco di Bassano, Nicola Finco, si è presentato in procura a Vicenza nella tarda mattinata per rispondere alla convocazione relativa alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il crollo alla Pascoli. Il 31 gennaio un pezzo di intonaco si era infatti staccato da un solaio e la caduta dei frammenti aveva interessato uno scolaro. Da qui è iniziato un doppio percorso che, se da una parte ha portato alla chiusura della scuola e alla decisione del comune di venderla, dall'altro ha visto l'intervento della magistratura con l'apertura di un fascicolo, la raccolta di documenti in municipio da parte delle forze dell'ordine e infine l'iscrizione nel registro degli indagati di Finco e dell'ex sindaca Elena Pavan.
Il primo cittadino, assistito dall'avvocato Giuseppe Padovan, ha chiarito la propria posizione con una memoria scritta. Nel documento si ribadisce la priorità data alla sicurezza di studenti e cittadini e si evidenzia come l'amministrazione, in seguito al crollo di gennaio, abbia disposto immediatamente verifiche tecniche nell'edificio, arrivando appunto alla chiusura e alla scelta di una sede alternativa. Le lezioni si sono svolte negli spazi del Tribunale fino all'ultima campanella e sono riprese poi agli Scalabrini pochi giorni fa. La Procura ha raccolto una documentazione amministrativa sulla vicenda, quindi è plausibile pensare che l'inchiesta avrà anche altri capitoli. Andiamo ora a Mogliano con la notizia arrivata quest'oggi dello stop al progetto dei rifiuti speciali, un polo che aveva destato parecchia apprensione nei residenti che ora esultano. Ci aggiorna in diretta Lucio Zanato. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con il comitato che si è battuto proprio per questa situazione. Siamo a confine tra il comune di Preganziolo e quello di Mogliano, ma soprattutto siamo a ridosso del passante e sono con Simone Binetto che è il presidente o comunque il portavoce di questo comitato. Allora gli facciamo raccontare brevemente a lui qual è la storia perché molti non la conoscono. Sì, la storia è nata un paio d'anni fa, noi viviamo qui da decenni ma solo un paio d'anni fa, quando sono usciti degli articoli sui quotidiani locali in cui si annunciava un progetto di 3 milioni di ampliamento per il trattamento dei rifiuti speciali, allora sono scattati dei campanelli d'allarme e quindi oltre a venire a conoscenza di questo progetto scavando e anche perché poi sono intervenute le amministrazioni locali, siamo venuti a conoscenza che anche il già presente insediamento sotto il comune di Mogliano Veneto in realtà è improprio e alcune cose sono abusive. Ecco, di che area stiamo parlando, cioè come dimensioni e soprattutto cosa veniva potenzialmente trattato qua? Sì, allora l'area che sarebbe stata interessata dal progetto di ampliamento su Mogliano è di 6.400 metri quadri e per quanto riguarda i rifiuti si trattava del trattamento di rifiuti speciali che sono derivati dalla dismissione di ferrovie, quindi tutto quello che riguarda binari, massicciata come quella che abbiamo alle nostre spalle, che derivano dalla dismissione di ferrovie in tutta Italia. Tutto il materiale che finisce quando passa il treno finisce praticamente sul granigliato, sul ciottolato, il ciottolato viene portato qua e poi veniva macinato o avrebbe dovuto essere macinato, e anche per quanto riguarda le traversine e quant'altro che ricordiamo quelle in legno addirittura sono impregnate di creosoto che appunto che è un liquido tra l'altro mi pare cancerogeno ed infiammabile mi sembra. Sì, infatti la nostra preoccupazione poi era per il trattamento delle traversine, non tanto quelle di cemento ma soprattutto il andare ad analizzare e al depositare e poi non si sapeva bene quale sarebbe stata la destinazione finale delle traversine di legno che sono quelle impregnate proprio di creosoto che è un materiale cancerogeno. Ecco, e invece poi anche era prevista la trittovagliatura dei rimasugli in cemento e artefatti in calcestruzzo. Tutti i rifiuti comunque speciali, e poi c'era anche una paventata gestione dell'amianto. Sì, era stata paventata e l'azienda aveva detto che comunque non era sua intenzione, però la possibilità che una minima percentuale di amianto ci fosse era tra i codici per i quali si veniva a chiedere l'autorizzazione. Dopodiché c'è stato il ricorso al TAR. E quindi? Sì, allora c'è stata un'ordinanza da parte del comune di Mogliano Veneto che una volta venuto a galla il caso ha emanato questa ordinanza di sgombero e ripristino. L'azienda ha, come nelle sue facoltà, fatto ricorso al TAR. Questa settimana è arrivata la sentenza da parte del TAR del Veneto con il quale dà per la maggior parte ragione all'amministrazione di Mogliano Veneto e va a dire che l'insediamento è non autorizzato e che le attività che sono già presenti sono abusive. Ecco, diciamo che siamo vicini al passante, per cui l'azienda dice sostanzialmente qui è già il territorio è stato violato, metterci anche una gestione dei rifiuti speciali non cambierebbe molto. Voi invece cosa dite? Che
siccome è già torturato dal passante, è meglio salvaguardarlo piuttosto che andare ad accanirsi, anche perché c'è il passante, è vero, però soprattutto ci sono le piantagioni qui agricole che abbiamo alla nostra destra, e anche appunto piantagioni biologiche, ma soprattutto le case, e poi, quindi e la qui c'è trivellatura sarebbe stata a meno di 100 metri dalle abitazioni. E poi qui c'è anche un corso d'acqua. Sì, esatto, e c'è anche un corso d'acqua. E quindi praticamente a questo punto, diciamo, pericolo scongiurato, mi pare di capire, vedremo poi nel proseguo cosa succede. In ogni caso è importante far vedere l'attività dei cittadini molto attenti all'ambiente, una cosa che 40 anni fa, ve lo dice uno che ha cominciato la carriera vedendo i rifiuti della Mount Edison che arrivavano nei nostri territori, diciamo che la sensibilità è chiaramente cambiata. Marta, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Cessalto per materiale rubato dalle fabbriche poi abbandonato in quella che a più riprese è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Un fenomeno seguito, un fenomeno che in passato e sta continuando purtroppo, quello del furto o la sottrazione appunto di questi elettrodomestici. Lavatrici, pneumatici, materiale elettronico, materassi, sedie da ufficio, ante di armadi, scrivanie e resti di materiale industriale, per non parlare del degrado che tutto ciò porta nel territorio circostante. È uno scenario questo che il comune di Cessalto si trova saltuariamente a dover affrontare, l'abbandono di rifiuti pesanti che spesso sono quello che resta di materiale rubato. Un ecovandalo va a trafugare del materiale da aziende che magari si occupano di riciclaggio dei elettrodomestici normali che abbiamo nelle abitazioni, oppure vanno proprio all'interno della discarica comunale e li sottraggono. Questo poi per recuperare alcuni parti come motori o metalli che hanno valore, il resto invece viene abbandonato nei campi, viene abbandonato nei piazzali, che si creano praticamente delle discariche. Le aree più interessate sono via Manzoni e via Vittoria, in cui è stato più volte necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di volontari e anche dello stesso sindaco, giunta e consiglieri che sono andati personalmente a pulire per rimuovere rifiuti e bonificare l'area. Siamo intervenuti in maniera importante andando a eliminare tutti i rifiuti, spesso in collaborazione tra l'amministrazione e i volontari, e abbiamo avviato tutti questi materiali a riciclo, abbiamo ristabilito un ordine e un'igiene. E torniamo a parlare di sicurezza a Padova, perché da ieri è tornata in stazione la zona rossa con i controlli delle forze dell'ordine. Vediamo. Torna la zona rossa in stazione a Padova, tornano i controlli da parte delle forze dell'ordine. Nel primo giorno eccoli all'opera i carabinieri che insieme alle altre forze dell'ordine hanno intensificato i pattugliamenti. Questo gruppo di ragazzi è tra i primi fermati per i controlli nell'area dello scalo ferroviario. Rispetto alla prima volta i controlli saranno intensificati anche nell'area retrostante alla stazione, quella che insiste su via Avanzo. Il sindaco Sergio Giordani ai nostri microfoni minimizzava sull'estensione dell'area. L'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina, sottolinea come certi provvedimenti non debbano essere politicizzati. I controlli in città servono, sono necessari e anzi noi come amministrazione comunale auspichiamo la sicurezza per i nostri cittadini e auspichiamo che i nostri cittadini possano vivere tranquilli in qualsiasi zona della nostra città. Parlare di zona rossa vuol dire parlare di politica, di sicurezza, e a me non piace. A me non piace perché la sicurezza è propria dei cittadini, di tutti i cittadini, e quindi quando si parla di qualcosa di politico vuol dire che stiamo sbagliando approccio. L'assessore Bonavina sottolinea che la stazione è l'unica area della città in cui i controlli possono funzionare. Se
e l'avevamo capito con le parole del ministro Piantedosi di qualche giorno fa, a Padova, come è successo, deve proseguire questa sperimentazione. Credo che la zona e l'unica zona dove si possa fare questa sperimentazione sia la zona della stazione, perché la stazione è tipicamente il posto in cui in tutte le città d'Italia si creano più difficoltà. I giuristi democratici intanto annunciano un ricorso al TAR dopo aver verificato se il dispositivo confermato dalla prefettura ne abbia le caratteristiche forti anche della sentenza del TAR della Campania. La cosa fondamentale è effettivamente l'urgenza, cioè è tutto lì in cui si gioca la questione. Credo che se la cosa è ripetuta forse viene a mancare l'urgenza, ma questo lo dico da spettatore esterno. A Vicenza ora, prossimo all'apertura, Parco della Pace alle battute finali per poi essere restituito alla città, nato come compensazione alla costruzione della seconda base americana, la Dalcina Vicenza, il polmone verde di 65 ettari, ex aeroporto Dal Molin, pronto per ospitare eventi, sport e attività. Per noi Luisa Bertini con l'assessore allo sport Leone Zilio, che ci mostrano in anteprima quest'area verde tanto attesa dai vicentini. Siamo all'interno di Parco della Pace, il polmone verde della città da 65 ettari che coniuga un po' di tutto, dallo sport alle attività ricreative alla natura. Ce ne parla l'assessore Leone Zilio, che oggi ci ha permesso di fare il primo sopralluogo. Sì, oggi un sopralluogo con la stampa, con i media, per vedere come il parco si prepara a essere inaugurato, perché sabato prossimo, sabato 27 settembre alle ore 12 ci sarà l'apertura ufficiale del Parco della Pace. Oggi è stato un antipasto ovviamente dedicato a voi, ma avete visto quanti lavori in corso ci sono, perché il parco apre nella sua interezza. Ci saranno 5 aperture ufficiali, 3 pedonali e ciclabili e una carraia, ci sono i parcheggi che sono pronti, c'è tutto lo sfalcio del verde in corso, abbiamo avuto un diserbo, tanto lavoro da parte di MCPS che sta mettendo in sicurezza di fatto tante aree del parco, tanto lavoro anche di AIM Valore Ambiente, perché abbiamo visto il posizionamento delle 5 aree ecologiche negli ingressi, il diserbo dei tratti stradali, e quindi veramente tanto lavoro. Avremo anche l'inaugurazione del multisport, cioè della tensostruttura sportiva, e abbiamo recepito, lunedì faremo una conferenza stampa ad hoc, le tantissime richieste pervenute dalle varie associazioni, e abbiamo oltre 100 eventi che presenteremo per l'inaugurazione del parco più grande della città. Ecco, tensostruttura che potrà ospitare diverse attività sportive, poi ci sono le aree barbecue, poi ci sono le aree verdi, le aree dedicate anche agli spettacoli, insomma facciamo un po' una panoramica in breve. Ma è un parco di 65 ettari, non c'è la presunzione di arrivare con tutto definito, perché poi dovranno essere i cittadini, le associazioni a dirci cosa vogliono fare all'interno di questo parco, chi lo vuole vivere. Ovviamente delle aree già con una destinazione chiara ci sono, come dicevi giustamente c'è la tensostruttura, all'interno una piastra 20x40, quindi finalmente pallamano e calcetto hanno un campo di sfogo regolamentare, omologato. Abbiamo l'area barbecue, 2 hai visto, con tanti tavoli, tante sedie, quindi una novità anche per la città, perché si può stare all'aria aperta e in compagnia. In realtà poi il parco è un parco gigantesco, è un parco per attività ludico-ricreative, quindi poi sarà un'area destinazione naturale per venire a fare un giretto in bici, per fare una passeggiata, per venire a correre, per stare all'aria aperta in generale. Poi un po' alla volta vediamo che il parco apre comunque con l'Hangarpalooza, con un festival che ormai è diventato riconosciuto alla 3ª edizione in città, che è un evento diurno ma anche serale con tanta musica e intrattenimento che può ospitare veramente decine di migliaia di persone, e quindi insomma siamo pronti, il parco è pronto, vi aspettiamo numerosi perché sarà una gran festa per la città. Ultima cosa, la sicurezza, abbiamo visto anche tante telecamere posizionate. Sì, sono oltre 25 le telecamere presenti all'interno del Parco della Pace, che si collegano a un'area, una control room che è all'interno dell'aerostazione, perché ovviamente un parco di queste dimensioni va anche sorvegliato, e quindi c'è stata attenzione già nel progetto originario a questo tema. Ecco, io ringrazio l'assessore per essere stato con noi.
E siamo ora alla politica. Firmato ieri dal Presidente della Regione Zaia il decreto per l'indizione delle elezioni regionali. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre. Vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Un segreto di Pulcinella svelato nei giorni scorsi dal presidente della Campania. Si vota il 23 e 24 novembre. Alla fine anche Zaia, dopo l'anticipazione di De Luca, si è visto costretto a firmare il decreto. Il Veneto andrà alle urne nell'ultima data utile per una legislatura stiracchiata a uso e consumo di trattative politiche. 23-24 novembre è ormai una data scontata, girava da tempo e anche burocraticamente sarebbe stata una delle poche date disponibili. Ad oggi abbiamo una data, dobbiamo avere un candidato, una coalizione l'abbiamo, forte, coesa, che darà seguito allo straordinario lavoro del centrodestra. Oggi dobbiamo scegliere un candidato, farlo nel più breve tempo possibile, quello che rappresenterà il centrodestra per i prossimi 5-10 anni. Per presentare le candidature e quindi le liste, le giornate sono quelle del 24 e 25 ottobre. Ora si aprono nuovi orizzonti sugli equilibri dell'attuale maggioranza con le forze del centrodestra che ancora non hanno deciso chi sarà il candidato presidente del Veneto. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Il centro-sinistra intanto da oltre 2 mesi ha creato un'ampia coalizione a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente, e sollecita la scelta dell'avversario. Facciano un ultimo sforzo, pungola il segretario del PD Veneto, Andrea Martella. Finalmente è stata fissata la data delle elezioni, peccato che si sia perso tutto questo tempo generando un clima di incertezza tra i cittadini e le imprese. Ma secondo il Dem ci vorrà ancora un po' per sapere chi sarà il candidato del centrodestra. Faccio una previsione, io penso che lo decideranno dopo il voto delle Marche, che sarà il 28 o il 29 settembre, a dimostrazione che non è vero niente che i veneti sono primi, ma a dimostrazione del fatto che questo centrodestra cerca di organizzarsi per dare qualcosa a questo e a quello, verificando i risultati delle elezioni. È davvero stucchevole dal punto di vista di forze politiche che hanno parlato dell'autonomia per anni al primo posto, pensare che non solo non decidono in Veneto, ma aspettano l'esito di un'altra regione prima di assumersi delle responsabilità e fare una scelta. Ecco, io per tutto questo penso che ci sia davvero bisogno di cambiare. Capitolo chiuso, si apre una nuova era e dice il candidato presidente per la coalizione di centro-sinistra Giovanni Manildo, che lancia anche una stoccata al centrodestra. Adesso sarei molto contento di sapere il nome del mio sfidante. Della coalizione di centro-sinistra non farà parte il partito della Rifondazione Comunista. Ufficiale l'addio. Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini. Si apre una nuova era, sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina. È questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra. Cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio in politica mai per sempre del partito della Rifondazione Comunista, che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle e ancora. Manito, non Manito, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità
noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Cioè, questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda? Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete, abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende, ritengo che possa essere un valore aggiunto. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, un approfondimento ora dedicato ad un servizio dell'azienda ULSS 2 della marca trevigiana particolarmente apprezzato dai cittadini, ed è quello relativo all'igiene, alimenti e nutrizione, con particolare riferimento all'ispettorato micologico, visto che è iniziata la stagione di raccolta dei funghi, e una stagione che peraltro, lo vedremo tra poco, è o sarà, insomma, da ricordare davvero come un'ottima stagione per quanto riguarda la presenza di funghi nei boschi. Cominciamo quindi subito presentando quelli che sono i nostri ospiti di oggi. Benvenuti e grazie per essere con noi a Marianna Elia, direttrice del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 2, peraltro di nuovissima nomina, quindi sì, insomma la conosciamo durante questa diretta. E poi grazie ancora per essere con noi al dottor Mauro Busolin, responsabile delle professioni sanitarie del Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 2, nonché esperto micologo, che già conosciamo perché anche l'anno scorso ci aveva spiegato proprio quelle che sono tutte le caratteristiche da tenere presenti quando si va a raccogliere i funghi, appunto. Dottoressa Elia, allora innanzitutto spieghiamo di che cosa si occupa il Servizio Igiene Alimenti. Sì, buongiorno a tutti. Il SIAN appunto è il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, è un servizio, unità operativa complessa che è all'interno del Dipartimento di Prevenzione e si occupa di valutare la sicurezza alimentare degli alimenti, quindi dal campo alla tavola, con attenzione sia dal punto di vista igienico-sanitario ma anche dal punto di vista nutrizionale. All'interno del SIAN è stato istituito ancora nel 2019 l'ispettorato micologico. È un servizio fondamentale per il cittadino e anche per il pronto soccorso. Operano all'interno dell'ispettorato, ad oggi sono 11 tecnici micologi e uno in formazione. Per avere la qualifica di tecnico micologo bisogna seguire un corso di formazione alla fine del quale viene rilasciato un attestato, una certificazione che poi permette al tecnico di essere inserito in una specifica lista nazionale consultabile sempre all'interno del sito del Ministero della Salute. Il servizio micologico e quindi l'ispettorato micologico in toto svolge numerose funzioni, fra cui la vigilanza e il controllo di quella che è l'attività di commercio di funghi EPJ,
la certificazione micologica, perché i nostri micologi rilasciano numerose certificazione gratuite al privato cittadino che accede ai nostri servizi per avere una consulenza sulla effettiva commestibilità del fungo che ha raccolto durante le sue uscite in montagna. E poi anche un servizio di informazione all'utenza attraverso dei corsi di formazione che magari dopo vi dirò in dettaglio. Certo, allora dottor Busolin, intanto insomma abbiamo detto la stagione dei funghi è iniziata ed è iniziata davvero sotto i migliori auspici quest'anno per gli appassionati. Certo. Sì, quest'anno abbiamo, come si dice, come dicono gli esperti, un'ottima fioritura di funghi. Per le nostre zone, per la campagna è ancora prestino, ma in montagna abbiamo già parecchie segnalazioni e abbiamo parecchi raccoglitori che già vengono a trovarci per farsi peritare i funghi, proprio per capire la loro bontà e la loro commestibilità. E quindi sì, un'annata dei record, l'annata dovrebbe essere dei record, adesso è ancora prestino, comunque sicuramente un'annata buona. Ecco, allora ci sono innanzitutto una serie di diciamo raccomandazioni che noi dobbiamo fare a tutti coloro che vanno a funghi, perché lo sappiamo, purtroppo l'errore può costare davvero molto caro, anche con conseguenze letali per chi dovesse mangiare dei funghi velenosi. Abbiamo anche delle diapositive che lei ci ha inviato, dottor Busolin, magari le vediamo insieme anche per aiutarci a capire come orientarci in questa diciamo, situazione che senz'altro non è da sottovalutare, ecco, per chi non è davvero esperto. Allora, sicuramente chi raccoglie funghi, soprattutto chi non è un esperto, e vi garantisco che ce ne sono tanti raccoglitori non esperti, li deve, lo dico come un obbligo, perché conviene al cittadino, ma conviene anche alla comunità, che poi recarsi a pronto soccorso vuol dire tanto altro anche per la comunità stessa. Comunque chi raccoglie funghi è bene, è utile, visto che è anche un servizio gratuito, che ce li porti per la determinazione. Adesso qua in questa foto, che non so se sia visibile, eccola qua, vi faccio vedere una foto emblematica dell'anno scorso, dove un raccoglitore ha raccolto una quantità incredibile di funghi di tutte le specie. Allora, la raccomandazione che noi facciamo è questa. Innanzitutto, ma sono buoni o è un misto mare? Questo diciamo? È proprio un misto mare. Questo è quello che succede qualche volta con qualche raccoglitore. La nostra idea è quella, la nostra richiesta è quella di dire ai raccoglitori di raccogliere solo i funghi che conoscono, innanzitutto. Inutile raccogliere di tutto, che poi alla fine cos'è che succede? Succede che raccogliamo funghi anche velenosi mortali, raccogliamo funghi che in realtà dovrebbero essere lasciati nel bosco, perché i funghi, come sappiamo tutti, è il miglior degradatore della sostanza organica, sia quella vegetale che animale, dei boschi, e quindi serve all'ecosistema. Ma soprattutto rischiamo di raccogliere funghi velenosi e funghi tossici. Perché poi mettendoli vicini, tra l'altro, si rischia anche di inquinare un po' il resto del cestino. Diciamo che si rischia che qualche pezzo vada a finire di fungo velenoso tossico, vada a finire con i funghi mangerecci, quelli commestibili. Altra raccomandazione che facciamo quando si va sul bosco è che i funghi devono essere raccolti integri, cercare di raccoglierli il più possibile con le loro caratteristiche morfologiche. Non dobbiamo lasciare pezzi di fungo sul bosco, perché poi per il micologo che li deve determinare la determinazione si può complicare un po', e quindi è bene che quando si va nel bosco si vada attrezzati con i contenitori, quelli più adeguati, che sono cestini che possono così permettere anche l'inseminazione del bosco con le spore prodotte dai funghi che raccogliamo. Non lo dobbiamo utilizzare sacchetti di nylon, tante volte ci arrivano i funghi in sacchetti di nylon, perché i sacchetti di nylon, oltre a non garantire che le spore possano essere diffuse sul territorio, fanno sì che i funghi perdano le loro caratteristiche anche organolettiche e marciscono molto prima, e quindi diventano non più commestibili, non tanto per la specie tossica, ma perché proprio diventano
inutilizzabili in cucina. Ecco, qui stiamo vedendo un'altra diapositiva, mi sembrano dei porcini, però non me ne intendo così tanto, perché so che ce ne sono anche di molto simili, che però non sono del tutto adesso io ho commestibili. messo alcune foto, purtroppo in questo momento non siamo riusciti a trovare funghi freschi per portarveli qua, ma comunque commentiamo le foto e va bene lo stesso. L'altra cosa che vi diciamo è che alla fine funghi commestibili, ottimi commestibili, ce ne sono una decina di specie. Commestibili ce ne sono molti di più, ma è inutile andare in cerca di funghi strani, funghi poco noti, perché poi quelli commestibili, quelli buoni, sono quelli che di solito vediamo anche nei supermercati e nei mercati. Abbiamo sicuramente i funghi porcini Ledulis, del gruppo Edulis, che ce ne sono questi qui che adesso facciamo vedere nella foto. 4 tipi, insomma, del gruppo Edulis. Questi sono i funghi per i ricercatori, anche quelli che ti danno più soddisfazione. Nel gruppo dei porcini non abbiamo grosse problematiche in termini di funghi velenosi mortali. Abbiamo il Satanas, che è velenoso, ma non lo troviamo nelle nostre zone, quindi io direi che insomma con i porcini non abbiamo grossi... abbastanza più sul sicuro, abbastanza sul sicuro. Si caratterizzano i porcini perché invece di avere le lamelle sotto il cappello hanno una specie, i pori, i tubuli, una specie di spugna. Ecco, questa è la caratteristica delle boletacee. Altra specie altrettanto interessante sotto il profilo culinario è la specie del gruppo dei finferli, dei Cantarellus. Qui abbiamo il finferlo e la finferla, che sono i due funghi più comunemente raccolti di questa tipologia di funghi. Sono commestibili, sono anche poco confondibili con altre specie e io direi che anche questi sono funghi che meritano di essere raccolti. Vediamo i prossimi, anche questi sono quelli che secondo me sono i funghi più raccolti e più consumati dai veneti, che è l'Armillaria mele, il chiodino. Ce ne sono anche di varie specie, ma insomma io non mi soffermo. E che ci sono anche qui in pianura, anche in provincia di Treviso si trovano, in pianura si trovano, adesso è ancora presto come periodo, ma se ne trovano anche in annate molto abbondanti. Poi sul chiodino dovrei, più avanti farò qualche precisazione in più. Ottimo fungo commestibile, ovviamente secotto. Bene. Secotto, e tra l'altro io ho sempre sentito che va prima bollito, buttata via l'acqua e poi cotto come si vuole, trifolato, cosa, no? Perché è meglio allora il chiodino è un fungo che consumato crudo o poco cotto è un fungo tossico, perché contiene una sostanza tossica abbastanza anche importante come effetti, perché dà una sindrome gastrointestinale abbastanza importante, non è che andiamo oltre come sintomatologia, però è un fungo che ha una sostanza tossica che è però termolabile, ovvero a temperature di cottura oltre i 75 gradi per qualche minuto questa tossina si degrada e quindi rende il fungo del tutto commestibile. Di qui insomma l'importanza di cucinarli bene, di cucinarli, farli bollire l'acqua per più minuti, di cambiare l'acqua di ebollitura in più volte proprio per eliminare completamente questa sostanza tossica. Poi abbiamo ancora qualche altro fungo interessante da vedere. Eccoli qua. Qua abbiamo due funghi che si trovano sostanzialmente anche in pianura. Il primo è il fratello del chiodino, e comunque è la Groccipe agerita, ovvero Pioparello, uno dei funghi migliori secondo i miei punti di vista come bontà. Pioparello ha poche problematiche, si trova nelle ceppaie di pianura soprattutto, è poco confondibile con altri funghi, comunque è un fungo commestibile, ottimo commestibile. Al suo fianco abbiamo un prataiolo che è l'Agaricus campestri, lo troviamo molto spesso nei nostri giardini, nei nostri prati. Di questo fungo però, che questo che vediamo qua è ottimo, dobbiamo stare attenti perché ha un fratello, lo considero il fratello, che è parecchio tossico e poi ve lo faccio vedere. Ecco.
Io direi che come funghi commestibili da raccogliere per non avere grosse problematiche mi soffermerei su quelli. Poi abbiamo tutta una serie di altri funghi altrettanto mangerecci, però più complicati da determinare anche per il raccoglitore, che è tutto il gruppo delle russule, tutto il gruppo dei lactarius, ma io personalmente direi che le specie su cui possiamo concentrarsi tranquillamente sono quelle che vi ho detto ora. Sono queste qui, insomma gli altri magari li lasciamo proprio agli esperti. Ecco, dottoressa. Volevo dare anche un consiglio ai consumatori di funghi di evitare le abbuffate, perché i funghi per la loro natura sono costituiti da una sostanza che è la chitina, è un polisaccaride di difficile digestione, quindi evitare le grandi quantità di consumo giornaliero onde evitare di avere problematiche gastrointestinali. Quindi insomma, se si fa anche un buon raccolto è meglio dilazionarlo, magari surgelarlo e mangiarli dopo un po' di giorni. Dopo un po' di giorni nelle giuste quantità. Ecco, a proposito di questo, dottoressa, volevo chiederle, ci sono delle accortezze particolari che alcune categorie di persone devono avere quando mangiano i funghi? Penso magari ai bambini, penso alle persone anziane o a chi ha dei problemi di salute. Quali sono le accortezze che bisogna avere? In primis parliamo di funghi buoni, certo, naturalmente, infatti, di funghi commestibili. In primis facciamo sempre appunto controllare dai nostri esperti il fungo. Dopodiché nella quantità da consumare, nelle persone che è bene che consumino questi funghi, ovviamente parliamo di un soggetto adulto. I bambini assolutamente no, i fragili no, proprio perché si può avere delle complicazioni gastrointestinali sia dovute a patologie pregresse, sia perché nel bambino il sistema immunitario non è ancora completamente formato. È bene appunto evitarne soprattutto il consumo crudo. Per quanto riguarda uno dei compiti dell'ispettorato è quello anche di fare formazione, educazione nutrizionale, in questo caso una sensibilizzazione al corretto utilizzo e consumo dei funghi. Ecco perché dalla settimana prossima partiranno proprio una campagna di incontri su molti comuni del nostro territorio. Tutte queste informazioni sono presenti nel nostro sito aziendale con incontri gratuiti effettuati dal tecnico micologo proprio per sensibilizzare il consumatore ad avvicinarsi al bosco e alla raccolta del fungo in maniera consapevole. E questo è importante. Una domanda: le donne in gravidanza possono mangiare i funghi o è meglio astenersi? Allora bisogna sempre comunque sentire il consiglio del medico, che ha sempre una visione a 360 gradi di quella che è la salute della madre in quel momento. Io, se non ci sono prescrizioni particolari da parte del medico, tenderei comunque a un consumo ridotto e comunque sempre sotto la supervisione, perché ci possono essere magari delle intolleranze particolari o delle interazioni con dei farmaci che magari la signora sta assumendo e che possono dare interferenze. Quindi moderazione evitare è la parola chiave. Sì. È la parola chiave. Dottor Musolin, ritorniamo alle nostre diapositive, perché ce ne sono anche delle altre che sono davvero molto interessanti. Ecco qua. Allora, come abbiamo parlato delle 4 o 5 specie di funghi commestibili, ottimi commestibili, volevo poi ricordarvi invece quali sono i funghi che possono causare non pochi problemi con la loro ingestione. Allora, innanzitutto vi dico una cosa, che i funghi tossici vengono suddivisi in 2 grandi classi, tipologie. I funghi che hanno dei principi attivi termostabili. Termostabili vuol dire che se io cuocio il fungo posso cuocerlo fino all'infinito, ma le sostanze tossiche rimangono tal quali, anzi più tolgo acqua, più tolgo sostanza del secco, più concentro addirittura la sostanza tossica.
Poi ci sono dei funghi come per esempio il chiodino che hanno delle sostanze termolabili e che quindi con le alte temperature se ne vanno. Questa è la prima macro distinzione dei funghi tossici e velenosi. Poi abbiamo una seconda macro distinzione altrettanto importante sotto l'aspetto sanitario, che sono i funghi tossici o velenosi a breve latenza, ovvero la latenza è il periodo che intercorre tra l'ingestione del fungo e i primi sintomi che questo ha causato di intossicazione. Se abbiamo i sintomi compaiono da qualche minuto dopo l'ingestione fino a 2-3 ore, stiamo parlando di funghi molto meno pericolosi sotto il profilo della sicurezza della persona, perché sono a breve latenza, quindi da 0 qualche minuto a 3-4 ore abbiamo a che fare sicuramente con funghi che la sindrome sarà quella gastrointestinale o poco più. Per il micologo è importante sapere quando va in pronto soccorso il periodo, il tempo in cui è stato consumato il pasto, proprio per capire di che funghi stiamo parlando. Poi abbiamo i funghi invece quelli molto più tossici e velenosi, che si chiamano funghi a lunga latenza. Lunga latenza vuol dire che dal momento in cui ingerisco il pasto passano, prima che compaiano i primi sintomi, anche 6-7 ore, fino ad arrivare anche a 15 giorni per alcune specie di Quindi funghi. diventa anche difficile risalire e capire che cosa è stato a farci star male. Quasi impossibile, difatti quelle situazioni là le determini poi con l'analisi del succo gastrico, l'analisi delle urine e del sangue, altrimenti non riesci ad arrivare a 15 giorni prima cosa hai consumato. Ecco, diciamo che i funghi tossici a breve latenza sono l'80-85% delle specie, mentre quelli a lunga latenza sono il 20-25% delle specie. Che sono però quelli più pericolosi. Che sono però anche, quelli molto più pericolosi. Vediamo questi qui, allora questo qui è il classico fungo di Biancaneve, no? Quello che di solito questo si è vede. Il fungo di Biancaneve, l'ho messo là perché è abbastanza significativo, ma lasciate perdere il fungo di Biancaneve perché quello è forse uno dei meno pericolosi. Ma volevo farvi vedere questo fungo perché questo fungo ha una caratteristica particolare. È un fungo, come si dice, completo. Cosa vuol dire completo? Vuol dire che ha il cappello, vuol dire che ha le lamelle sotto il cappello, vuol dire che ha un gambo, vuol dire che ha un velo, o quindi l'anello che vedete a metà gambo, e ha poi alla fine del gambo sul bulbo ha una guaina che è quella guaina che trattiene il fungo quando è piccolo, i primi stadi di crescita. Questo è un fungo completo, non tutti i funghi hanno queste caratteristiche, però noi quando ci troviamo di fronte a questo fungo completo, ovvero con cappello, con gambo, con velo generale, che è la volva che abbiamo alla base del gambo, e velo parziale che è l'anello, siamo in presenza, e solo in questo caso, di un fungo del genere Amanita. E ci deve un po', non dico già questa preoccupare, parola però, insomma non ci induce tranquillità. Quando noi troviamo un fungo così vuol dire che abbiamo un fungo che potrebbe essere tra i funghi mortali, velenosi mortali. Non tutte le amanite sono mortali, anche ce ne sono alcune anche commestibili, però a noi interessa ricordarvi questa caratteristica. E qua vediamo un po' cosa vuol dire volva, cosa vuol dire anello. Ecco, il fungo completo è questo. Quello che vediamo nella prossima diapositiva è un fungo completo del genere Amanita. Quindi velenoso, Phalloides, insomma. sì, qui la vediamo nella forma adulta, ma la vediamo anche nella forma primordiale quando sta crescendo. Sembrano delle piccole palline e poi si schiudono e danno origine al fungo vero e proprio. Cosa posso dire dell'Amanita phalloides? Torniamo indietro. No, allora, velocissimamente diciamo che l'Amanita phalloides è un fungo che non cresce solo in montagna, ormai cresce anche in pianura, cresce soprattutto nei nostri prati e viene confuso molte volte con i prataioli. Ecco perché è quello importante. Quello che diceva prima, allora, certo, quindi anche attenzione. con quello che dicevo prima. Quindi attenzione va fatta molto, proprio perché questi funghi vengono spesso scambiati con i funghi commestibili. L'Amanita phalloides è come organo bersaglio nel corpo umano, ha come
punto di maggiore, come possiamo dire, pericolosità ha sia il fegato che i reni, ma soprattutto il fegato. E questo sappiamo è davvero estremamente pericoloso. Abbiamo ancora poco tempo, questo qui, dottore? Ecco, questi sono altri due funghi molto pericolosi perché contengono la stessa sostanza della Manita phalloides e sono le lepiote di piccola taglia. Le troviamo spesso nei nostri prati, lasciamole stare perché comunque non ci sono funghi commestibili di quella specie. E qua abbiamo l'altro fungo pericolosissimo, velenoso, mortale, che è l'Orelanus. Cortinarcio Orelanus e Speciosissimus. Questi qua come organo bersaglio hanno i reni e purtroppo questi funghi qua, i primi sintomi la persona li avverte anche dopo 5, 6, 7 giorni fino a 15 giorni, che vuol dire che quando te ne accorgi è troppo tardi. E si possono confondere anche questi con i chiodini. Ecco, quindi questo è particolarmente allarmante. Dottoressa, dobbiamo chiudere proprio in 30 secondi. Venite a trovarci nei nostri servizi a Treviso, a Pieve e ad Asolo. Siamo tutti i giorni per far controllare i funghi che raccogliete. Ecco, il servizio, lo ricordiamo, è gratuito, orari e indirizzi li trovate nel sito dell'ULSS. È davvero importante perché può davvero salvare la vita. Sì, e quindi un servizio veramente importante. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie alla dottoressa Marianna Lia e al dottor Mauro Busolin, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon pomeriggio, subito dopo la sigla il nostro meteo e poi l'appuntamento con i grandi film di Antenna 3. Arrivederci.